Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora, miei cari, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Forse stavolta abbiamo avuto qualche problema tecnico. È la volta buona. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane. Io, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno. Ciao. No, ridiamo perché effettivamente abbiamo avuto una partenza zoppicante. Sì, abbiamo avuto fortunatamente la musica ci aiuta e ha coperto un po' di robe. E non si è sentito niente. Niente. Però siamo talmente onesti che lo diciamo. Che svegliamo i nostri segreti. Potevamo anche non dirlo, però dai. Ma io sono uno sbraxon. Sì. Detto con la S maiuscola. Sbraxon. Vai. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Allora, i titoli di oggi, il primo, eccolo qua, Carnevale che passione. Poi posso fare una piccola sì. Siccome ci dicono che cominciamo sempre con dei post brutti e sporchi e cattivi, sì. Oggi cominciamo con un post buono. Abbiamo rovesciato lo scaletta. Esatto, quelli brutti li mettiamo alla fine. Allora, secondo titolo, calcio tra delusione ed entusiasmo. E questo insomma un pochino. Però vedi, cominciamo. Sì, adesso inizia proprio la fase negativa. Sì, siccità e cuneo salino. Poi ancora, c'era una volta. E qua non si sa cosa c'era una volta. È segreto, mistero. Se ci seguite lo saprete. Poi Amazon, benvenuti nel 2050. Ma posso far vedere una cosa? Dimmi. Allora, questo qua serve il foglio riciclato da 26 volte. No, lo faccio vedere, no? È il primo che abbiamo trovato in studio, allora sai. Vabbè. Per non far vedere l'altro, poi. Il mio invece, guarda. Sì. Poi ci sarebbe. Vabbè, comunque capite. Ma perché dobbiamo svelare queste cose? Capite come siamo messi, vabbè. Dai. Allora, tra pochissimo per iniziare la puntata di oggi. Allora, vogliamo iniziare questa puntata oggi, che finalmente ce la facciamo. Forse. Dai, è successo un sacco di cose, però adesso dai, finalmente. Primo titolo, Carnevale che passione. Dai. Allora, cominciamo in bellezza. Il giorno 20, domenica scorsa, ci sono stati 2 carnevali dei bambini, addirittura una a Taglio di Po e una ad Ariano, era ad Ariano il carnevale della pace. Belli, simpatici, e naturalmente in preparazione di questo carnevale che è a Taglio di Po, che tra l'altro c'è anche la Proloco oltre che organizzato dalla Proloco di Taglio di Po e da Foglie Vive, e c'è anche la straordinaria partecipazione della Proloco di Ariano, quindi è una cosa simpatica che questa collaborazione. Bene. Carri allegorici, cosa vuol dire carri allegorici? Un ritorno per tutti, anche sia per i bambini che per gli adulti, al nostro passato, quando eravamo bambini, quando i carri erano molto più facile farli e soprattutto portarli in piazza, perché tra regole di sicurezza, tra costi eccetera eccetera, fare un carnevale di questo tipo costa veramente moltissimo, soprattutto non solo come economia ma anche come impegno per gli organizzatori. E quindi per prima cosa io volevo fare i complimenti forse al Deus ex machina, quello che ha avuto e ha voluto fortemente fare questo carnevale, che è Daniele Passarella, che è il presidente di Foglie Vive, che poi ha coinvolto la Proloco di Taglio di Po, che è tra l'altro nuova Proloco che si è messa subito a disposizione, e poi tra le altre persone anche Gianna Calderoni, che è anche lei una delle promotrici di questo. Fatto i giusti ringraziamenti, che dire, finalmente abbiamo voglia veramente di lievità, di divertirci, allora, abbiamo cominciato da 2 anni con la pandemia, poi si è aggiunta la crisi, poi si è aggiunto il caro vita e poi ci si aggiungerà qualsiasi altra cosa, poi c'è la guerra, quindi lasciateci domenica un momento di grande, come diciamo noi, ma è una gioia. Ma è una gioia. Quindi io ringrazio veramente questi organizzatori di questa manifestazione, il Carnevale di Taglio di Po, con i carri allegorici. Veramente faccio un appello, venite a vederlo, perché così avete un paio di ore di spensieratezza, poi dopo da lunedì riprenderemo ancora tutte le rogne varie. Questo domenica, vero? Questo domenica 27, media partner naturalmente anche Radio Diva, che questo ci fa piacere come sempre. E i presentatori? E il presentatore sono io e Fiorigi. Ecco, quindi... i due
le due colonne, diciamo, della manifestazione. Ecco, comunque, al di là di questo, venite a vederlo, perché veramente abbiamo bisogno tutti di un momento di serenità, di abbandonare un pochino il contingente, e l'aumento, e Covid, e influenza. Non se ne può più. E l'altro là che dice dobbiamo mandare le armi perché sennò non siamo bravi. Vabbè, dai, questa è un'altra storia. E quindi venite a vedere il carnevale. Ok. Questo è un momento di gioia, un momento di felicità, insomma. Io mi ricordo quando ero ragazzino che c'erano i carri allegorici, era veramente un giorno di festa, un giorno specialissimo. Per grandi e piccini. Anche per i grandi, questa potrebbe essere un'occasione molto ghiotta, insomma, per svagarsi un po'. Ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Siamo ritornati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi in replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Adesso parliamo di calcio tra delusione ed entusiasmi. Allora, partiamo dalla delusione. Quando è stato giovedì, della nostra nazionale. La nazionale è stata esclusa dai mondiali, seconda volta che viene esclusa. Stranamente abbiamo vinto un europeo a luglio. In mezzo abbiamo vinto un europeo. Sì, e quindi fa parte della schizofrenia del nostro calcio, fa parte anche della schizofrenia dei nostri giocatori e fa parte anche del gioco del calcio, che si dice come sempre che la palla è rotonda. Però di questo non ne vogliamo parlare. Però di entusiasmo vogliamo parlare, sì. Perché io sono stato questa settimana in uno stadio di Porto Tolle, dove c'è la ASD Porto Tolle, che si è presa in carico di educare 150 ragazzini che vanno dai 5 ai 15 anni per fare una scuola di calcio importante. Abbiamo seguito anche altre scuole di calcio, Adria, Taglio di Po, Porto Tolle in questo caso. Quindi c'è un sottobosco che lavora, che ha passione e tutto. Poi dopo il problema, l'inghippo dov'è? L'inghippo è nelle squadre di calcio blasonate, perché siccome con l'esclusione del mondiale si dice, quasi tutti hanno detto, ci sono troppi stranieri nelle nostre squadre e non si curano i vivai. Effettivamente le grandi squadre non curano i vivai perché non è conveniente, e l'ho scoperto proprio stamattina, sì, dal punto di vista anche fiscale, perché se tu prendi un giocatore dall'estero paghi meno tasse, hai degli sgravi importanti. Questa è un'altra storia. Quindi ritornare veramente innanzitutto alla passione del calcio. Il calcio non deve essere business. Se dopo uno diventa milionario col calcio, ben per lui. Però sì, il calcio deve essere divertimento e sport. Abbiamo dimostrato con le varie Olimpiadi che abbiamo visto, anche con le Paralimpiadi, persone che dedicano 4 anni della loro vita per fare allenamenti sfibranti, eccetera, senza prendere nulla se non la gloria. Il calcio dovrebbe essere lo stesso discorso. Invece nel calcio questo non succede. E quindi io faccio veramente i complimenti a tutte le associazioni calcistiche minori che curano i loro vivai. Bravi. Tiro le orecchie molto ai club importanti, blasonati, che vanno dalla Serie B in su, e a questo punto forse anche dalla Serie D in su, che cercano sempre il giocatore straniero e magari sacrificando quello che vicino a casa tua, quello vicino a casa tua, che magari ha un talento, è bravo, eccetera. Capito? Quindi se non è un caso che sono 2 volte che saltiamo i mondiali, ed è stato un caso forse che abbiamo vinto gli europei. Ecco, forse più un caso questo che non le 2 eliminazioni, diciamo. Quindi, ecco. Meditate e chapeau a tutte le squadre di calcio minori che fanno di tutto per curare i loro vivai. Bravi. Una cosa molto importante. Bravissimi. Sì. Ci sentiamo tra pochissimo. Allora siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, io Davide Stefanelli, lui invece Leandro Maggi, sempre lui, e adesso parliamo di un altro problema attuale, insomma, visto che non piove da qualche mese oramai. Parliamo di siccità e cuneo salino. Oramai siamo avanti così, avremo i branzini a Polesella, cioè, nel senso l'acqua salata ritorna, vabbè. Allora, siccità e cuneo salino sono le cose fondamentali ed è il grande problema dell'agricoltura. Ne abbiamo parlato la volta scorsa, l'agricoltura sta combattendo su tanti fronti. Il primo fronte è l'aumento delle materie prime. Ci diceva un tecnico, che Arnaldo Bovolenta, l'urea, che è un
sicuramente un concime importante, è passato da 30 euro al quintale o a 120, quindi già questo dà il sintomo di come siamo messi. Il gasolio è aumentato e poi ci aggiungeva, sono più di 100 giorni, sono quasi 3 mesi e mezzo che non piove, ed effettivamente io sono andato a vedere con le mie telecamere la famosa isola che c'è sotto il ponte tra Corbola ed Adria, e aumenta sempre di più. Esatto, sì. Quindi vedi veramente delle chiazze di sabbia lungo tutto il raggio che l'occhio può vedere. Però la fase buona è questa. Ho seguito un'intervista di Giancarlo Mantovani, che è il direttore di 2 consorzi del Polesine, sia quello dell'Alto Polesine che del Delta, e ci diceva: fortunatamente non siamo ancora in emergenza, il Cuneo Salino non è ancora risalito tantissimo, perché le chiuse vinciane che ci sono sia sull'Adige che sul Po stanno facendo il loro lavoro, sì. E fortunatamente per adesso non ci sono ancora problemi. Ricordiamo che non moltissimi anni fa il Cuneo Salino era risalito più o meno fino a Taglio di Po, che vuol dire dal mare sono quasi 25 km. Esatto, sì. E questo è veramente un problema. In ogni caso, per adesso il problema irriguo non c'è. Questo qua, come ti ripeto, l'ha detto la massima autorità in questo campo, che è il direttore del consorzio, e questo ci fa piacere. Speriamo che questa emergenza finisca, perché altrimenti qua si veramente parla... non ne usciamo fuori, esatto, perché è una si cosa parla che la troppo... pioggia sì. La pioggia arriverà ad aprile, almeno i meteorologi hanno detto questo, creerà degli altri problemi forse arriverà tutto in una volta. Vabbè, però insomma perlomeno dovrebbe no. arrivare. Però ecco, per rimanere tranquilli, almeno detto dall'esperto secondo me più quotato in questo momento, che è il direttore del consorzio, il Cuneo Salino è ancora sotto controllo. Bene, vabbè, questa è una notizia buona, insomma, ecco. Il titolo non prometteva niente, però insomma perlomeno c'è questa notizia buona. Speriamo piova, e speriamo poi tra l'altro che abbassino i costi vari, eccetera, perché l'agricoltura è un fondamento di ogni stato, il nostro particolare, eccetera eccetera eccetera. Va bene, allora esaurito anche questo argomento, noi ci assentiamo una brevissima pausa e torniamo. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV, e adesso un altro titolo importantissimo: C'era una volta. Adesso il nostro Leandro Maggi ci dirà di cosa si tratta, perché non lo sappiamo. Allora, molto vago. Tu sai che io ho un archivio sterminato, io dal 2003 che faccio video, e quindi veramente ne ho tantissimi, ne ho un po' sull'hard disk e un po' sui DVD. E quelli sui DVD non li guardo una volta ogni 10 anni, e l'altro giorno ho guardato uno che è del 2005, neanche poi tantissimi anni fa. 2005 vuol dire 17 anni. Vabbè, che insomma, dai. Fatto sta che c'era un post di una manifestazione che facevano nel mio paese, a Taglio di Po, i mercoledì, che erano i mercoledì tipo Adria Shopping, sai, quelle feste, che è stato un successo strepitoso. Tra l'altro chiedo nel post che ho pubblicato perché non si è più rifatto, non l'ho capito, però questa è un'altra storia. Però su una decina, 12 aziende che c'erano, che facevano da testimoni a questo spot, 8 hanno chiuso, 8 non ci sono più. E quindi, facendo anche un rapido excursus sulle persone che conosco, a Portoviro, a Portotolle, ad Adria, eccetera, ma quante sono le aziende che non ci sono più? Sono tantissime. Sono tantissime. Veramente tantissime. C'è stato uno sterminio, di aziende, di attività commerciali, artigianali, se vuoi, insomma, che hanno chiuso per vari motivi, insomma. Sì, ma qualcuno ha raggiunto anche, che ne so, l'età pensionabile, e quindi ha deciso di chiudere i battenti, però molti sicuramente hanno chiuso per altri motivi economici. No, sicuramente, perché non ci stanno dentro. Poi una volta mi ricordo chi aveva un negozio a fine corsa, che andava in pensione, aveva anche il suo TFR, era vendere in negozio. Prendevano un tot di soldini, magari prendevano anche la buonuscita se erano in affitto, eccetera eccetera, e quindi coronavano una vita di lavoro commerciale con questo. Adesso ringrazio il Signore che riesce a chiudere, sì, perché spesso non ci si riesce perché hai talmente tante spese per chiudere e tanti oneri anche fiscali da chiudere, che non ce la fai. Però veramente è stata veramente una tristezza, io non ci avevo mai pensato, però in 17 anni veramente su 12 persone che erano nello spot, 8 hanno chiuso e 4 bravi loro hanno resistito. Meditiamo, gente, meditiamo, perché quando
in una città i negozi chiudono, io mi ricordo negli anni 80 che si dicevano chiudono le aziende artigianali, sai, le botteghe di una volta, il calzolaio eccetera, per fare negozi di abbigliamento. Ti ricordi che è venuto fuori? C'è già il boom, sì. Magari ci fossero ancora negozi magari. di abbigliamento. Quindi stiamo veramente svuotando i nostri paesi. Pensate nelle città come sono messi. Vabbè, ancora peggio, sì. Il prossimo post, l'abbiamo anche già annunciato, parliamo di Amazon, certo, che forse di questo è anche un po' responsabile, però è l'artefice no, sì, ma ci sono state un po' di evoluzioni, centri sì, commerciali in prima battuta. Prima battuta, secondo me gli artigiani hanno chiuso perché non ci stavano più dentro con tasse e altre tasse, i centri commerciali hanno messo in difficoltà i negozi del centro. Amazon ha messo in difficoltà tutti, perché prende un po' tutto quello che è il mondo commerciale. Tra pochissimo allora per l'ultimo argomento di oggi. Ed eccolo qua il nostro ultimo argomento, ultimo titolo, parliamo di Amazon, benvenuti nel 2050. Si diceva prima che Amazon è il principale artefice della chiusura di alcuni negozi, insomma, soprattutto quelli piccolini. Sì, è una delle cause che la comodità di ordinare online in uno sterminato portafoglio di articoli, perché qualsiasi roba tu cerchi la trovi e poi te la consegnano entro un giorno e poi la puoi mandare indietro entro 30 giorni. Nessun negozio in questo momento qua ci sono tutte le agevolazioni possibili. Però dico che benvenuti nel 2050 perché ho avuto l'occasione e il piacere di andare a visitare Amazon BLO. Amazon BLO che è a Castel Guglielmo e a San Bellino, quindi nell'Alto Polesine, ed è una struttura di 150.000 metri quadri, di cui 70.000 coperti. Tanto per capire la dimensione, 1.230 persone impiegate a tempo pieno, avevano stabilito di farlo entro 3 anni a 900, quindi nel giro di 2 anni hanno già raggiunto il target e superato. È superato anche. E nei periodi topici, che è stato per esempio Natale eccetera, c'erano 4.500 persone che ci lavoravano. Quindi una realtà importante, indispensabile decisamente, visto che ci dobbiamo convivere con queste cose. Però quello che mi ha veramente stupito è l'organizzazione. Abituati alle aziende nostre semi familiari con 4 persone che ci lavorano, lì era tutto meccanizzato, tutto informatizzato. Addirittura pensate che il magazzino, io pensavo fosse un magazzino classico, nel senso tipo un supermercato, non so, c'è la scaffale con i dentifrici, l'altro scaffale con le macchine fotografiche, tutti gli articoli, insomma. No, è gestito con la teoria del caos, che hanno provato a spiegarmelo, ma non ce l'ho fatta spiegare. Praticamente c'è questo sistema, questo algoritmo che è in tutti i centri Amazon, che riesce tu riempi questi box che poi vanno a giro con un robot sotto eccetera, in maniera caotica. Quindi non vi posso spiegare perché non lo so come si fa, però veramente ho fatto un tuffo nel futuro e probabilmente il futuro è quello. Bisogna trovare, secondo me, una quadra per far convivere Amazon da una parte e le botteghe e i piccoli negozi dall'altra. Come farlo? Non lo so, mi verrebbe in mente i negozi piccoli si specializzano in una nicchia e si specializzano appunto in qualcosa di particolare, e Amazon è la grande distribuzione. È facile? No, decisamente non è facile. No, sicuramente no. Implica una conoscenza anche del settore, degli articoli. Una volta fare i commercianti era molto facile, avevi a disposizione un po' di soldini, aprivi un negozio, bene o male la gente arrivava perché avevi la simpatia, avevi la bravura, avevi le capacità. Adesso non sono più necessari, cioè non sono più la parte indispensabile. Adesso veramente bisogna ristrutturare una professionalità che non è facile, perché la concorrenza è comunque sarà molto difficile per un negozio diciamo a livello locale, il classico negozietto che abbiamo noi nei nostri paesi, insomma, competere con una realtà di questo tipo. Bisogna trovare la quadra, perché il futuro poi è Amazon, non è che il futuro sia ritornare indietro. Come Amazon ci sono tantissime altre aziende che si stanno organizzando con questi sistemi di distribuzione. Per esempio c'è una nuova entrata di una logistica che porta a mangiare,
dentro nei negozi, dentro negli uffici eccetera, e ti consegna la cosa in qualsiasi parte d'Italia entro 8 ore. Cioè, davanti a questo cosa può fare un piccolo commerciante? Il piccolo commerciante o si specializza in qualcos'altro, nel senso che ti dà un servizio in più, una consulenza eccetera, o se no è destinato a chiudere, e questo purtroppo è la realtà. È la realtà di oggi. È la realtà di oggi. Quindi visto che abbiamo finito con la nota triste, sì. Ce l'ho fatta? Di solito, sì, come dicevi tu all'inizio, iniziamo con la notizia triste e finiamo magari con il carnevale. Invece no, questa volta vi abbiamo fregato. Abbiamo stravolto la scaletta stavolta. Vabbè. Oh. A tra poco per i saluti finali. Allora siamo pronti per concludere anche questa puntata di oggi di Made in Polesine, però volevamo ricordarvi, insomma, per chi ci sta ascoltando il sabato, domani, per chi invece ci sta ascoltando la domenica, sarà oggi pomeriggio, insomma. Questo carnevale di Taglio di Po che, ripeto ancora, sarà presentato dal nostro Leandro Maggi e da Fiorigi, che salutiamo. Dal numero 1 del numero 1. Sì, esatto. Passiamo all'altissimo livello. Alla creme della creme. Alla creme della creme. Dai. Vabbè. Allora, quindi vi aspettiamo domenica dalle 3. 10 carri straordinari, belli, e poi per una giornata di festa per grandi e piccini. Mi raccomando, non mancate, c'è da divertirsi per tutti, assolutamente. C'è anche la regina di Adria. Che assomiglia, detta così perché assomiglia alla regina, insomma. Poi c'è con gli ussari, sì, eccetera, eccetera. Quindi venite a vedere, insomma, sta cosa che è molto molto simpatica, molto divertente. Dai, ci sentiamo la prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Il nostro countdown, come sempre: 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.